Euroregione News. La scuola è uguale per tutti? Il mondo della scuola in Italia presenta sempre problemi e incapacità di risolverli, dai docenti di ruolo che non sono sufficienti ai dirigenti scolastici che coprono innumerevoli sedi, dal caso vaccinazioni obbligatorie agli istituti decrepiti che rischiano il crollo. Nemmeno la data di inizio e fine dell'anno scolastico è univoca in Italia. Talmassons è una delle tante isole felici in Friuli Venezia Giulia dove con impegno e dedizione si sono superati i problemi e il sindaco Fabrizio Pitton ha voluto intervenire all'ingresso della scuola dei frequentatori delle prime classi. Primo giorno di scuola nel polo scolastico di Talmassons, sono il sindaco, ho voluto accogliere i bambini proprio qui all'ingresso per significare qualcosa di importante, quello che la scuola rappresenta per la nostra comunità. L'ho detto prima, io penso che la scuola sia la pietra d'angolo per quella stanza che ogni anno la nostra comunità costruisce e deve costruire con i nuovi bambini, con le loro famiglie. Allora era giusto che l'amministrazione comunale fosse presente a questo primo giorno, che poi è anche il mio primo giorno in cui faccio il saluto da sindaco, il primo anno scolastico anche per me, quindi mi sono immedesimato in questa parte. Infatti vicino a me, alle mie spalle, ho proprio la classe prima, quelli che iniziano oggi il loro ingresso dopo la scuola primaria nelle nostre scuole, nel nostro polo scolastico. Ecco, è qualcosa di importante, qualcosa di fondamentale, che ci sia un collegamento continuo tra l'istituto scolastico, la scuola e la comunità nel suo complesso, in tutto. La scuola è parte della comunità di Talmassons e deve essere vissuta anche dalla comunità. E proprio quest'anno anche quei servizi basilari che sono la preaccoglienza e quant'altro non verranno fatte da società esterne, ma bensì verranno fatte proprio dal comitato genitori. Ecco, mi piace partire da questo, una sussidiarietà che parte dal basso e che risponde alle esigenze della scuola e della comunità insieme, in un progetto formativo importante che ci vede tutti coinvolti. Allora, se alla fine dell'anno la nostra comunità, il nostro comune sarà un po' più ricco, avrà più risorse, si sentirà, avrà uno sguardo al futuro migliore, godrà all'impegno di tutti, all'impegno dei ragazzi, dai docenti, dalle maestre e dalle famiglie e dei genitori. Questa è la comunità che cresce coesa assieme, questa è la comunità che piace a noi di Talmassons. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioni. Euroregione News.